poi sono sbarcati a Napoli e hanno trovato le scommesse. Però vediamo adesso che cosa capita a questi amici pirati. Quindi voglio chiamare qui Walter e voglio chiamare i primi due pirati, Marco e Manuela. Venite cari. Marco interpreta la parte di Mauro, il pirata. Magari stai con me Walter, perché adesso i bambini interpretano brani del libro, il testo è stato riadattato per la lettura. Quindi Marco adesso sarà Mauro, il burattinaio, che sta a casa sua col gatto Eden, perché dicevamo prima dell'importanza dell'amore per gli animali. Il burattinaio, l'ex pirato che è diventato un burattinaio, ama moltissimo il suo gatto Eden, tant'è vero che poi il capitano, per colpirlo, gli rapisce proprio il gattino. Marco è un mio fan, io sono un suo, sono miei pazienti che mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Ringrazio tantissimo Marilena e il marito perché mi sono sempre vicini in tutte le mie iniziative, da che li conoscevo bambini, neonati, adesso siete diventati i miei attori, tra i miei attori più bravi. In una casetta a Napoli, Mauro, il burattinaio, era alle prese con la costruzione di un nuovo burattino. Disteso su un tappeto, vicino ad una stufetta, vi era il gatto Eden, a cui Mauro voleva molto bene. Ehi Eden, guarda un po' che bel burattino che ho costruito. Eden lo guardò con particolare attenzione. Sicuramente ti starai chiedendo per quale motivo ho costruito una balena. Il motivo è semplice, perché mi è rimasto un enorme